Ricordato grande mecenate e archeologo Alexander Hardcastle da parte dei rappresentanti del centro Cepasa di Agrigento, il capitano inglese, trasferitosi poi nella nostra città, è nato a Londra il 25 ottobre del 1872, una cerimonia sobria presieduta dal professor Paolo Cilona che insieme ad altri componenti lo hanno voluto ricordare, la mitica figura che ha portato a termine magnifiche opere nella Valle dei Templi e nel monastero di Santo Spirito. Un grande personaggio al quale gli agrigentini debbono tanto per l'impegno profuso durante i suoi 11 anni vissuti nella nostra città, per il suo impegno, per le sue opere, per aver innalzato le colonne del Tempio di Ercole, per aver scoperto le mura a tenaglia dell'antica città di Agragassi, per aver portato l'acqua nella Valle dei Templi, per aver portato la luce nella Valle dei Templi, a spese sue. A quest'uomo noi siamo sempre devoti e ogni anno lo ricordiamo 2 volte, il giorno della nascita e il giorno della morte. Agli agrigentini dico, quando andate al cimitero di Bonamorone, portate un fiore sulla tomba del capitano inglese. L'ho ricordato con una poesia invitata dal dottore Cilona, che è veramente un grande operatore culturale e che ricorda tutti i personaggi che hanno fatto qualcosa per Agrigento. Quindi brevemente dirò semplicemente che il Sir Alexander Hardcastle è stato davvero appassionato, amore e disinteressato per Agrigento, gratuito e generoso, e ha creduto, in una sola parola, ha creduto che la Valle dei Templi potesse diventare il meraviglioso patrimonio universale che oggi tutti conosciamo. Allora, siamo qui proprio per ricordare la nascita di questo importante personaggio, mecenate, inglese di nascita e di adozione appunto agrigentino, ha fatto molto per questa città, ha riportato appunto l'antico splendore di Akragas, questa città, una delle colonie più belle della Sicilia, quindi è un momento importante questo, proprio per ricordare Hardcastle per tutto quello che ha fatto per Agrigento e speriamo che si possa realizzare anche quanto prima il suo sogno, cioè quello di ritrovare l'antico teatro. Io sono qua stamattina invece delegata dell'ANIOC in quanto Cavaliere della Repubblica e il capitano Hardcastle è stato insignito nel periodo della monarchia come cavaliere al merito del Regno d'Italia. E non possiamo fare a meno di ricordare questa figura e gli dobbiamo dire sempre grazie. Potrebbe anche essere portata oltre i confini e farla entrare nelle scuole, perché questi sono gli esempi che bisogna seguire.